Si è conclusa nel porto turistico di Albarella la prima parte della 40ª edizione di Golletta Verde. Un'edizione dal valore simbolico che ha visto il ritorno in mare della Golletta Cattolica, il prestigioso veliero costruito nel 1936 che tra il 93 e il 17 è stato il simbolo della battaglia ambientalista per un mare pulito. Dopo aver percorso 960 miglia nautiche da Grado fino a Brindisi, l'imbarcazione è rientrata ad Albarella, dove è stato accolto con soddisfazione dai rappresentanti di Legambiente, Fondazione Golletta Lab, del Parco del Delta del Po Veneto, del direttore di Albarella Spa Mauro Rosatti e dell'assessore all'ambiente di Portoviro Ivano Vianello. Paco Massaro, direttore del Parco del Delta del Po Veneto, un'esperienza che voi avete voluto con Golletta. Golletta, ricordiamo che partnership è con il parco. Allora, Golletta è uno strumento, diciamo, del Parco del Delta del Po, è stata acquistata con un'amicizia con la Fondazione Cariparo e la Regione Veneto. È stato acquistato appunto questo bellissimo natante, è stato ristrutturato ed è stato messo a disposizione per tutte quelle attività scientifiche di divulgazione dell'esperienza del mare e della vita del mare. Con gli amici di Legambiente abbiamo dato la disponibilità per fare questo percorso, di seguire tutta l'attività di Golletta Verde e di Legambiente per le coste, un percorso che è partito praticamente da nord fino al porto di Brindisi, per dopo switchare con gli amici di Euleferne che hanno fatto praticamente tutta la costa ionica, sono risaliti fino praticamente alla Toscana e alla Liguria, per fare tutte le attività che Legambiente fa tutti gli anni e dà una patente, diciamo, alla qualità delle acque e alla qualità dei territori della costa. Ecco, nel risultato abbiamo parlato anche col capitano che le nostre coste, Alto Adriatico, dove ci sono 3 fiumi che sfociano, nonostante tutto sono sane, sono buone. Ricordiamo anche la bandiera blu di tutte le spiagge di questo territorio. Questa collaborazione con Legambiente come la può valutare lei? La collaborazione è sempre insufficiente, nel senso che dobbiamo far sempre di più. Negli ultimi 10 anni c'è stato un cambio di passo, un cambio soprattutto di mentalità delle persone che vivono nei nostri territori, ed è lì il nostro lavoro importante, la diffusione delle informazioni e l'attuazione di un piano con le nuove generazioni per far capire l'importanza che c'è nella vita del mare, nella biodiversità, ma soprattutto della gestione dei nostri territori e soprattutto nell'educazione, nella gestione dei territori. Questa è un'attività che il parco si è messo in testa di fare con fermezza, ma soprattutto con una collaborazione massima. Stiamo trovando tantissimo entusiasmo, le scuole si prenotano di anno in anno per poter vivere l'esperienza di Golletta, ma soprattutto per vivere il territorio, e proprio alle nuove generazioni stiamo cercando di dare quel pungolo del rispetto della natura, ma soprattutto della capacità di crescere all'interno dei propri territori e soprattutto crescere all'interno dei propri territori rispettando i territori stessi. 900 miglia da Grado a Brindisi, Legambiente è sempre presente su questa Golletta. Com'è lo stato d'animo dopo questa attraversata, più che tutto questo passaggio, e soprattutto come ha trovato la salute dell'Adriatico? Beh, intanto possiamo dire che è stato un'emozione rivedere questa barca issare il vessillo di Legambiente. È stata restaurata qualche anno fa proprio nei cantieri qui di Loveo ed è stata restaurata magistralmente. Non avremmo mai pensato che avesse ci ha preso il mare, e anche nella 40ª edizione di Golletta Verde è stata simbolo della volontà di avere un mare pulito, diverso e sostenibile. Ha raccontato molto, c'è stata visitata da più di 1000 persone e ha raccontato la sua storia. Abbiamo raccontato anche i campionamenti che abbiamo fatto noi come associazione, e ci sono ovviamente dei chiaroscuri. Se qui in Veneto tutti i punti sono risultati puliti, purtroppo nelle altre regioni non è così. È comunque stato un viaggio emozionante che ora sta continuando nella costa tirrenica.
Beh, la salute dell'Adriatico è buona, positiva, anche perché i ragazzi di Legambiente con i dati ARPA hanno avuto dati abbastanza positivi, quindi di conseguenza c'è una volontà sicura di mantenere il nostro Adriatico in salute. Quindi i porti lo stesso funzionali, un mare sempre alternato naturalmente tra un mare calmo e un mare un po' mosso, perché fino a Brindisi abbiamo sviluppato 960 miglia tra andata e ritorno, quindi un impegno abbastanza importante per la barca che si è comportata benissimo, una barca di 90 anni, costruita nel 1936, una goletta che ha tenuto e tiene il mare in maniera importante. Equipaggio e ospiti o persone a bordo fantastiche, è un'esperienza veramente importante. Ecco, ricordiamo l'equipaggio in quanto eravate? Eravamo in 4. Parliamo di Adriatico, parliamo Sì. di Alto Adriatico. Noi siamo in una zona con 3 fiumi importanti Sì. che scaricano. Com'è Sì. la situazione qua da noi? Allora, la situazione non è male. E diciamo che qualcosa su fiumiciattoli più piccoli forse hanno trovato qualche differenza, qualche situazione di coliformi fecali o altre cose, fiumiciattoli che magari vanno in Adriatico senza grande importanza, ma magari non sono ben controllati. Forse quelli magari hanno avuto qualche nota negativa, ma tutto il resto è abbastanza positivo. Moderatamente soddisfatto? No, soddisfatto al 100%.